L'ESA, l'ente di sviluppo agricolo del villaggio Mosè ad Agrigento, è stato occupato dagli stessi lavoratori stagionali. Sono circa 250 operai precari della provincia di Agrigento che vivono nella disperazione perché da oltre 3 mesi non percepiscono lo stipendio ed è a forte rischio il loro futuro occupazionale. La Regione Sicilia non li paga perché, nonostante l'ente abbia superato il patto di stabilità, non riesce a trovare i soldi per garantire la prosecuzione del loro lavoro. Gli operai questa mattina hanno manifestato pacificamente dinanzi alla sede dell'ESA. A turno hanno bloccato e rallentato il traffico veicolare tra la rabbia ed il disappunto degli automobilisti in transito. Dispiace dirlo, ma questa è diventata una storia infinita. È ormai una consuetudine che ogni anno, allo scadere dei 3, 4, 5 mesi, per forza di cose, i lavoratori devono protestare per farsi riconoscere un diritto già acquisito. Vedi il discorso degli emolumenti non pagati. E da giugno significa già la maturazione quasi dal quarto mese che i lavoratori non percepiscono nessuno stipendio. E il grave della situazione è che non arriva nessuna notizia in merito a questa situazione. Non è che dice vabbè, fra una settimana la risolviamo, fra un mese la risolviamo. Niente, silenzio tombale, sia da parte della classe politica sia da parte dei vertici che hanno il controllo dei dirigenti dell'ente stesso. Ora questa è una situazione di una gravità estrema. Alla luce delle situazioni che si creano giornalmente nella nostra provincia, noi parliamo qua di 250 lavoratori che da 4 mesi non percepiscono uno stipendio. Lascio immaginare lo stato sociale quale può essere in questo momento, il disagio sociale che c'è in questo momento, con famiglie che non hanno niente da portare a casa. In più con l'aggravante che non c'è un sicuro futuro certo per i prossimi mesi. A vigilare sullo sciopero degli operai dell'ESA, i carabinieri, i vigili urbani e gli agenti della Digos, i quali hanno anche scortato una marcia di protesta lungo il viale Leonardo Sciascia. I lavoratori hanno poi tenuto un sit-in al centro della strada, nei pressi del Grand Hotel dei Templi, all'incrocio con viale Cannatello. La manifestazione al momento è pacifica, ma potrebbe sfociare in azioni di lotta ancora più feroci e drammatiche se la giunta regionale in carica non dovesse risolvere il problema garantendo gli stipendi arretrati e il posto di lavoro agli operai dell'ESA. Noi faremo tutto il possibile per mantenerla in questi termini, però si stia attenti che si può scherzare su tutto, ma non con il bisogno della gente. Quindi chiudo qua, aspettiamo una risposta certa, noi non ci muoviamo da qua fin quando non avremo una risposta positiva o negativa che sia.